Nuovi riconoscimenti a livello internazionale per l'Istituto Oncologico del Veneto, realtà specializzata nello studio e nella cura dei tumori. Non soltanto l'approvazione di progetti di ricerca, ma anche finanziamenti fondamentali per sostenere un grande lavoro della struttura a tutti i livelli. Quando parliamo dello IOV, Istituto Oncologico del Veneto, struttura d'eccellenza, è un IRCS, cioè un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico nel campo dello studio e della cura dei tumori, con sede a Padova e struttura associata a Castelfranco Veneto nel Trevigiano. Ci riferiamo ad una realtà moderna non soltanto in campo scientifico, ma anche ad una struttura che nel settore amministrativo e manageriale sa fare rete con altre omologhe strutture del Paese per accedere a finanziamenti importanti come quelli garantiti dal fatidico PNRR, che sta per Piano Nazionale di Ripartenza e Resilienza, quanto mai decisivi nel portare avanti un lavoro costosissimo, la ricerca, in merito a materiali e attrezzature utilizzati e per personale umano specializzato coinvolto. Una ricerca capace di garantire quelle risposte che negli ultimi 20-25 anni hanno letteralmente trasformato la medicina per gli esiti contro la malattia e per il benessere del paziente, non solo dal punto di vista dell'impatto della cura, ma soprattutto per la capacità di garantirgli, nella gran parte dei casi, una accettabile qualità nel prosieguo della vita. Tutti i progetti targati IOV sono stati promossi per i bandi di ricerca finalizzata e per il citato accesso ai finanziamenti del PNRR. Tutti i progetti in cui l'Istituto si è proposto come capofila sono stati finanziati con la somma più elevata, arrivando complessivamente a garantire alla struttura sanitaria regionale la cospicua somma di quasi 3,5 milioni di euro. Un traguardo che premia l'attività complessiva di ricerca a tutti i livelli. Siamo riusciti ad avere come premiati, quindi come PI o comunque come persone che all'interno dello IOV seguono questi progetti, i diversi livelli di professionalità, di anzianità dentro lo IOV. Infatti abbiamo il direttore scientifico, abbiamo il primario, abbiamo il direttore di struttura semplice dipartimentale, abbiamo la ricercatrice. Questo credo che sia un valore aggiunto per una struttura dove i vari livelli di professionalità trovano spazio, possono proporre e vengono riconosciuti. Il futuro in fondo è questo, andare da chi oggi ha le competenze, ha già raggiunto un certo livello, ma soprattutto chi sta iniziando. Credo che questo sia una grande soddisfazione per lo IOV. Dal punto di vista scientifico i progetti sono piuttosto ampi, riguardano sia alcuni brevetti che sono stati portati avanti nel corso degli anni precedenti dallo IOV e che in questo momento grazie a questi finanziamenti potranno essere ulteriormente esplorati, fino a comprendere anche studi clinici sulla rilevanza della prevenzione e degli stili di vita nel carcinoma della mammella, come anche la personalizzazione della terapia nei pazienti affetti da cancro colorettale, oltre che studi più meccanicistici di base per capire l'importanza della infiammazione cronica come benzina per la formazione delle metastasi.